Allora, parliamo di pensioni sbagliate, ce ne siamo già occupati ma torniamo ad occuparcene perché davvero sono centinaia i pensionati che si sono accorti di avere diritto a una pensione più alta e la pensione più alta l'hanno ottenuta, basta sapere come si fa. Loro per esempio ci sono riusciti, conosciamoli. L'altro giorno, guardando il TG4, ho sentito il giornalista che diceva: fate attenzione, questa è una notizia, ci sono delle agevolazioni per i pensionati. Lei è Adriana, una bella signora di appena 99 anni. Dopo un nostro servizio ha scoperto di aver diritto ad un aumento della pensione e così ogni mese avrà 50 euro in più e percepirà pure gli arretrati. Bel grucciolo per la mia mamma che ha 99 anni, è non una quattordicesima, molto di più. Quindi... E come lei tanti altri anziani. Come Giorgio, pensionato di Cittadella, in Veneto. Ho 72 anni, sono venuto qua dai sindacati per controllare la pensione perché mi sembrava troppo bassa. E infatti Giorgio ha ragione. Ho recuperato dei soldi, 2.590 euro. Giorgio ci mostra i documenti che certificano il recupero degli arretrati. Sono i cosiddetti diritti nascosti che consentono di aumentare il proprio assegno anche fino a 50 euro mensili, ma solo se il pensionato ne fa domanda. In più, sempre parlando con lui, ho saputo che è in affitto, quindi pensione bassa in affitto. Chi è in affitto, sempre in base al reddito, può avere diritto a un rimborso facendo la dichiarazione di redditi di una quota dell'importo dell'affitto. Gli anziani che potrebbero avere diritto a soldi dall'INPS senza saperlo sono alcuni di quelli che percepiscono pensioni nette inferiori ai 750 euro lordi al mese, in pratica 1 su 3.